Non paura, buonasera e ben trovati dall'Ali Cauli di Piana degli Albanesi per questo big match della seconda giornata di ritorno tra San Giorgio Piana, prima in classifica, e San Vitolo Capo che segue come secondo. Ragazzi, come avete ben potuto sentire, oggi sono leggermente afono, leggermente senza voce, però per fortuna abbiamo il ritorno tanto gradito, tanto voluto di Giorgio Virga, a cui passa la parola. Buon pomeriggio a tutti. Questa partita, che possiamo dire fosse la partita dell'anno, Vittorio. Prima contro seconda, San Giorgio più 5 dal San Vito. Oggi potremmo... Me le stanno per mandare e poi ve le andremo ad elencare, almeno le ho chieste, però a memoria ti posso dire quella nostra. Oggi c'è l'esordio in casa per il portiere Polizzi, ricordiamo l'ex Troina, Rotondo, insomma un portiere di assoluto spessore che prende il posto di Belmonte, Lander, che comunque bene aveva fatto in questa prima parte di campionato, tranne ovviamente sempre un 2005 ha avuto qualche piccola incertezza, però dico ha fatto benissimo e dobbiamo tanto a Belmonte. Ecco Polizzi che guarda proprio verso la telecamera, sorride, che sia di buon auspicio il suo sorriso. Dicevo, terzino destro Giovenco, terzino sinistro Camiolo, centrali di difesa Tarantino e Gaglio, a centrocampo Duro, Corso e Zappulla, mentre in attacco gioca il nuovo numero 9 argentino, il puntero Federico Amaya, supportato da Lucera e Jack Serio. Adesso speriamo di potervi dare anche la formazione del San Vitolo Capo, e intanto salutiamo qui in diretta con noi dall'America Luke, che è il cugino del nostro cameraman per eccellenza Giuseppe Zito. Ciao Luke. Allora Giorgio, mi sono arrivate anche la formazione del San Vito, se vuoi te la vado ad elencare, perché in porta c'è il 2004 Avignone, poi a centrocampo Alessio Barbara, un ex Trapani. Attenzione Giorgio, già il San Vito avanti. Dicevo Barbara Alessio, Bulades, Manfredi Di Giorgio, Di Benedetto Simone, Ramallo Augusti Edoardo, Cosimo Cardella, Mustaccia, Pirrotta, Rosone e Forconi. In panchina lo Iacono, Miraglia, Graziano, Minagro, Cannavò, Ribaudo e Pillitteri. Questa è la formazione del San Vito. Ok, quindi subito il San Vito che si sta proponendo in avanti, tanto qui Giovenco cerca una palla per il bomber argentino Amaya. Pirrotta di prima. Quindi diversa laterale per noi. C'è un buon pubblico oggi qui all'impianto sportivo comunale di Piana degli Albanesi, pubblico delle grandi occasioni. Giorgio, purtroppo un pubblico silenzioso oggi per la tragedia che ha colpito la nostra comunità. Purtroppo ci ha lasciato in giovanissima età una ragazza, e quindi i nostri tifosi giustamente non se la sentono di cantare, e la nostra vicinanza alla famiglia, ma comunque è un'immane tragedia che colpisce la nostra comunità. Ci stringiamo al dolore giustamente della famiglia di Giorgio e di Giuseppe, due persone che conosciamo, due grandi persone. Allora, siamo senza parole Giorgio, andiamo avanti. Serio che cerca un traversone in mezzo. Ancora il San Vito in mezzo al campo. Pirrotta. Esperienza di Pirrotta arrivato dal Partinico, sembrava fuori forma, in realtà non è in formissima, però è il tocco palla, il movimento. Pirrotta è sempre un brutto cliente per gli avversari, Giorgio. Ancora Tarantino, lunga per Amaya, di testa, la spizza per Lucera, cerca con questo traversone Jack Serio, chiude Bulades. Gioca ancora Pirrotta, si gira bene, cerca la palla. Bravo Gaglio, una finta di colpo, lascia la palla a Polizzi, che la gira su Gabriele Giovenco. Zappulla. Palla sporca. San Vito che ha iniziato subito con un pressing alto, Vittorio. Sì, San Vito che viene qua col piglio giusto, del resto a meno 5 deve venire per giocarsela, non può venire per il pareggio o per altro, deve venire a giocarsela a viso aperto. Hanno la squadra, perché comunque dicevo Barbara giocava in Serie D fino all'anno scorso,
Bulades ha fatto una vita tra Serie D ed eccellenza, Pirrotta, Rosone. Che è il capocannoniere forse del girone o comunque giù di lì, quindi dico hanno anche i giocatori giusti, è una grande formazione quella del San Vito Lo Capo. Sì, cannonieri, Rosone, il nostro ex Davide Cario Alla Parma, sì. Come cannonieri del girone, sì. C'è pure Sassi del Bagheria. Sassi del Bagheria, esatto, dico sono i tre che comunque stanno segnando più degli altri. C'è il numero 11 solo, non capisco se qualcuno l'ha visto o meno. Se no, vediamo. Mi sa che qualcuno marca zona. La fa sua, palla per Serio, alza la testa. Cercava in profondità, poteva darla qui che c'era Gaglio e Giovenco che chiamano palla. Non ha visto Jack. Deve essere un'ottima ripartenza. Giorgio, Fabio è uno che ci ha abituato, diciamo, a lasciare la difesa e partire. Ha fatto anche bei come un gol. cavallo pazzo verso l'area avversaria. Quando lui sente odore di contropiede lascia e parte. Ha fatto anche bei gol. Tanto che l'arbitro forse ha fischiato fallo. Il mister Chinnici ha da dire qualcosa all'arbitro. C'è un contrasto. Allora Bulades rimessa laterale per il San Vito. C'è un clima frizzantino oggi qui. Mamma mia, clima da neve al comunale Alicauli. Che esperienza Polizzi. C'è Polizzi la fa sua. Già Tarantino. Tanto ancora il San Vito che cerca di girare palla. Del pressing. Occhio. Attenzione qui, Amaya. Dato impressione il bomber argentino. Il giovane 2004, portiere, si è fatto, diciamo, prendere il piede, ha perso l'attimo per rinviarla tranquillamente, ha rinviato addosso ad Amaya che però poi non è riuscito a prendere la palla prima che fuoriuscisse. Dunque rimessa dal fondo quando siamo arrivati su per giù al minuto 8 di questa partita. Polizzi per Gaglio. In mezzo per Duro, la gira verso Giovenco, intercetta ancora Bulades, fuori partita di San Vito Lo Capo. Ottima la palla per Rosone che forse era fuori gioco, c'è dall'altra parte, palla lunghissima, rimessa dal fondo. Giorgio fraseggia bene il San Vito. E poi cerca di andare da destra a sinistra subito con qualche lancio. San Vito col piede giusto. Il San Vito, non mi ricordo ora. Come si chiama? L'allenatore? Il numero 7. Ah, il numero 7, te lo dico subito Giorgio. L'allenatore forse è Comito. Ah, Comito, sì. Allora, il numero 7 del San Vito è Cardella. Intanto iniziamo ancora da dietro. Tarantino, il lancio verso Lucena, Raimondo. La spizza ma dove c'è sempre un giocatore del San Vito. Qui Rosone non riesce a toccarla, o a Giovenco, palla per Serio, si gira. Serio. Aspettano, lo temono. Bella, ottima la palla per Lucena dall'altra parte. Eccolo qui, Lucena. La mette in mezzo verso Tamaia. La spizza il numero 6, arriva Duro. Tamaia è lì. Amaya è destro. Intercettato, scusate. Amaya. Ho subito lunga per Rossone che stava controllando una palla difficilissima, Duro. Ancora Duro, Giorgio, forse tra le sorprese più liete. Testardisce, forse guadagna una rimessa. No, non è calcio d'angolo secondo l'arbitro. Rimessa dal fondo. Mister Chinnici leggermente nervoso, che rientra dalla squalifica dopo aver saltato la partita contro l'Empedoclina per essere stato espulso qui in quella partita farsa contro l'Iccarezza. Partita. E allora palla lunga.
diversa per noi, a battere ci va il Covid. Camiolo, scusate, Camiolo. Camiolo per Zappulla, i 2 under della partita. Sei solo! Oh, Rosone dietro. Inizia il San Vito con pazienza. Questa palla, ancora Pierrotta, in mezzo a 2, ora Pierrotta. Un brutto cliente, Giorgio, un brutto cliente. Cerca Rosone, arriva Giovente, chiude. Era buona l'idea di Pierrotta, fatto più serio, non passa la palla, Rosone. Bravo! Figlio! C'è che il Daglio qui sovrasta Rosone, forse ci può stare il fallo, Vittorio. Sì, ci sta. Che comunque non aveva, diciamo, contatto con la palla, è andato direttamente sull'uomo, è salito sull'uomo. Massimo! Gallini! Vediamo il grave. Sarebbe un viso video. Comunque calcio. Una posizione defilata. Ora attenzione, la palla spizzata in mezzo. La toglie Tarantino lì dove poteva far male. Bravissimo Tarantino a spizzicarla di testa e dare il calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo per il San Vito alla sinistra di Peppe Polizzi. Era il numero 6 dalla bandierina. Solite torri in mezzo all'area di rigore, c'è Pirrotta, c'è Rosone, palla in mezzo. Questo calcio d'angolo messo fuori da Giovente. Chinnici chiama la scossa ai suoi. Mi è piaciuto l'approccio dei suoi a Mister Chinnici. Con la palla in mezzo, duro, lo mette fuori verso serio. Ora Gaglio, qui l'arbitro vede una gamba tesa dell'avversario, quindi fallo per noi. Io c'ho nessuna occasione da segnalare comunque. Sull'occasione c'è stata una fase di Questi studio, primi forse un 10 San Vito che giustamente ci crede di più in ogni azione, perché come abbiamo detto è a meno 5 dalla capolista San Giorgio. Bravo qua il puntero Amaya a guadagnarsi questa calcio di punizione tenendo palla. Fai un passo indietro! Perché quello ti prende le spalle, 8! Tanto palla per serio. Riesce a metterla giù, serio, bella la palla dall'altra parte dove c'è Lucene, destro, la parata incredibile, ancora Lucene, la palla rimane lì. Messa fuori, grande occasione, dal nulla Vittorio. Appunto stavamo parlando di quello che non c'erano state occasioni, i ragazzi ci avranno sentito. Mi sono subito accontentato, grande palla di Lucena. Gaglio gira dall'altra parte, ancora per Lucena. Cerca sempre l'uno contro uno, Lucena se ne va, sempre sulla faccia squeeze. Tunnel, attenzione, scivolata. E calcio d'angolo, palla piena, secondo me, palla piena. Giorgio da qua è lontanissimo, l'arbitro è da vicino ed è stato molto sicuro di indicare il calcio d'angolo. Vedo che non c'è anche nessuna protesta da parte di Raimondo Lucera, quindi credo. È stato il primo con una finta. Poi ha fatto il tunnel alla seconda. Poi è stato intercettato. Che funambolo Raimondo Lucera. Comunque un'ottima, chiara, lampante occasione da gol per il San Giorgio. Quindi calcio d'angolo per noi. Là in mezzo, messa fuori. Si trattengono tutte e due e l'arbitro fischia fallo per il San Vito. Che ci sta anche. La prossima partita a Giardinello per il San Giorgio. Prossima partita il 28 di gennaio a Giardinello.
Vito Pirrotta, qui sta parlando, Pirrotta. Chiude Galli e ci va. Giorgio, mi sta piacendo tanto il lavoro che fa Pirrotta, che va a fare, prendere questa palla, a tenerla, a imbucare l'esterno. Sta facendo il ruolo da 9 tipico. Tanto questo calcio di punizione, Vittorio una posizione per un destro, Sì, forse anche per un sinistro. Per un destro c'è Pulades che calcia benissimo, Giorgio. C'è anche Rosone sulla palla, c'è anche Pirrotta, sono tutti destri sulla palla. Allargare un attimo l'inquadratura. Pirrotta, Bulades e Rosone, calcia Bulades secondo me. Bulades. L'arbitro fischia. No, calcia Rosone, Rosone. alla battuta il destro, la palla sulla barriera. Riesce a metterla fuori San Giorgio. Ancora serio, di testa, palla per Duro. Duro per Lucera in mezzo, se ne va ancora Lucera di forza, di velocità, Lucera la mette in mezzo dall'altra parte, intercetta, arriva Duro, ancora il destro, fuori. E qua altra occasione di ripartenza. limpida, Giorgio Pesa, Giorgio Piana non lo prendono a Lucera sulla fascia. Bisogna cercarlo di più. Poi arriva Duro a calciare la palla che fila via di pochi centimetri dal palo, ma seconda occasione per il San Giorgio Piana. Il San Vito aveva cominciato bene fraseggiando, ma noi stiamo facendo i fatti, stiamo facendo le occasioni. Dunque rimessa dal fondo per il San Vito, battuta lunga. Sono Cardella qua, Guardaglia dice che è fuori, quindi batte Camiolo. Questa rimessa laterale, palla verso Lucera, sempre in mezzo a 2, intercetta il San Vito, guadagniamo metri. Abbassati! Tanto Lucera cerca e trova un calcio d'angolo per il San Giorgio. Ricordiamo a chi si è collegato da poco, siamo al minuto 17. San Giorgio 0, Città di San Vito 0, due occasioni, una più lampante dell'altra per il San Giorgio Piana. E ora questo calcio d'angolo, Amaia, la sponda, Lucera con una fita Satarò, cerca il destro, palla alta, non ci prova. Regionale di Sicilia. Pensavo commissario. Sì. Dunque rimessa dal fondo per il San Vito. Cerca questa palla alta, il numero 4 la spizza, ancora Camiolo. Intercetta pure la seconda volta, chiede una rimessa, guarda io, vede bene, rimessa per il San Vito. Facu, resta, Facu, rimani, Facu, lascialo stare, rimani. Ancora questa proposizione in avanti, Tude, Tarantino, calcio d'angolo per il San Vito. Alza, Lago! Manfro, non mi sarà quello! Vieni così, no! Vieni così! Attenzione, palla in mezzo di testa, attenzione qui. Colpito il numero 11 del San Vito Lo Capo, tutto solo nell'area piccola, per fortuna il suo colpo di testa è uscito. Ma che occasione per il San Vito.
Ma iniziamo sempre da dietro con Tarantino, Gaglio, Zappulla pressato in mezzo a due, stava per perdere palla, rischia, lo va duro, Giovenco si propone Serio sempre sul lato destro, palla per lui, forse un po' palla lunga, rimessa dal fondo. Tarantino spazza più Giovenco, Gaglio su questa palla, bravissimo Fabio Gaglio da allargare per Giovenco, pietoso di Gaglio, allora Giovenco Serio si gira in mezzo con una rabona, poi colpo di tacco dall'altra parte col sinistro a cambiare per Lucera, Arriva go! sbaglia questa apertura. Bravo! Dove sei tu? Ora ancora il San Vito che cerca di girare, però da lancio sbagliato del numero 8 a battere questa rimessa per noi Camiolo. No, c'era fallo qua secondo noi. Se dice contrasto di gioco, l'arbitro sta fischiando la qualsiasi comunque. Però ancora il San Vito con questa bell'azione, chiude ancora Gaglio. C'è corso. Palla su Serio che può lanciare dall'altra parte, sbaglia ancora Jack. Serio sta sbagliando qualche pallone di troppo oggi. Bravo qua, corso ancora a lottare lì in mezzo al campo. L'arbitro non fischia, ancora Pirrotta intanto, gira verso Rosone. Rosone 1 contro 1 con Giovenco, Rosone cambia dall'altra parte. Cardella. Altra occasione limpida qua per il San Vito Lo Capo con il numero 10 Rossone che semina il panico sulla sinistra, poi la mette in mezzo, il numero 7 arriva a chiudere sul secondo palo, per nostra fortuna arriva Sbilenco col suo colpo di testa. Ottima azione del San Vito. San Vito gioca bene Giorgio, forse insieme al Camarat è la squadra che più mi ha impressionato come gioco di quelle viste qua a Piano. Ovviamente non abbiamo visto ancora metà delle squadre, quindi però ancora Taglio. Serio di tacco qui verso Amaia, chiudono in due, però attenzione c'è Amaia, Rosone si ha da una parte e dall'altra, qui Giovenco fallo su Rosone netto. Giovenco sapeva già, ha detto no prima che l'arbitro fischiasse, quindi sapeva già che l'arbitro stava fischiando. Attenzione qua che ce la facciamo cogliere i preparati con Bulates che arriva sul lato contrario di rigore, la mette in mezzo, bravissimo Fabio Gaglio di testa, la mette là. Ora Rosone da sempre a spizzare il gioco dall'altra parte. Questi cambi di gioco da destra a sinistra, Vittorio, del San Vito. Non dico che ci stanno mettendo in difficoltà perché non è vero, però creano pericoli, sì, creano pericoli. Rosone sta giocando bene, numero 10 di spessore. No, Tarantino. Sale palla al piede. Cerca il lancio verso Amaia, chiude ancora il numero 8, può ripartire il San Vito. Camion. No, Lucera, scusate, ora è una rimessa laterale. Bravo a Camiolo, Zampulla. Bravo, sei Marco! Palla verso Gaglio, qui c'è il fallo del numero 4, arriva il giallo Per Manfredi di Giorgio. per Manfredi di Giorgio.
in super ritardo. Hanno fatto 36 panni, oh! Se non ce l'hanno a toccare, ti ha fatto male. Fa quella cosa. Mio figlio è un ginocchio. Sta male, si è fatto male. Ma che problema per Fabio Caglio, arriva con tutto il suo aplomb, il dottor Giustore, la Giustore. E ringraziamo anche dietro la regia, il nostro Peppe Zito, Sempre presente Giuseppe. con la sua attrezzatura da miliardi di euro. E si scusa se ogni tanto l'immagine si vede troppo bene. Tanto si arrabbia anche lì. Si sta riscaldando qualcuno, forse il Rubino. C'è qualche problema per Fabio Caglio. Rubino, c'è Fabio ancora a te, capitano. Ad oggi una È stagione stato comunque un colpo, penso nulla di grave comunque per una Fabio Caglio, che stagione potrà. incredibile di Fabio Sì, Caglio. a voi. Devo dire, sapevo che era forte Fabio, però quest'anno sta andando anche al di là delle proprie possibilità, secondo me sta giocando un campionato stratosferico. livelli altissimi. Sapevamo già che la forza la conoscevamo, con l'Altofonte aveva fatto dalla terza categoria la promozione ai playoff di promozione, quindi Ce lo ricordiamo bene, Vittorio. con tutti i giocatori locali, poi aveva giocato anche l'eccellenza con l'Alcamo, col Cus Palermo, insomma Fabio Caglio lo conosciamo, però quest'anno sta forse giocando il suo miglior campionato. Sei d'accordo, Giorgio? Sono d'accordo con te. Tutto quello che hai detto, Vittorio. Intanto forse proverà a rientrare. Sì, credo di sì. Credo di sì. Infatti rientra. Intanto qua Giovenco intercettato la palla a Rosone. Rimessa per noi. Zappulla. Serio. Non nella sua miglior Palla su giornata fin Tarantino, qui, che Jack. la cambia subito bene per Camiolo. Giorgio, dico non nella miglior giornata oggi, Jack, forse. Oggi no, però Ancora. da lui possiamo aspettarci a qualunque. Qua intanto cambio di gioco sbagliato di luce. Dunque rimessa laterale per il Savito, qui è rotto. Bravo Fabio Caglio, qua Davanti, qui Fabio più Gallo di d'esperienza. esperienza raccoglie e si prende questo fallo. Questo di pura esperienza, perché Pirrotta non l'aveva toccato minimamente. Cosa doveva fare? Scomparire. No, polizia alla battuta. Questo fallo. Palla lunga sempre da quella parte verso Lucena. Qui corso, fallo su di lui. Battuta subito Zappulla in mezzo verso la palla di corso. Qui ancora partita maschia, Vittorio. Beh, normale. Anzi, ne dico abbastanza tranquilla. Tarantino verso Serio. Serio si gira in mezzo a due, ancora Serio. Bella la palla per Corso. Camiolo. No, Corso, scusate, ancora Serio. Chiude e può ripartire. Il San Vito con palla per il numero 10 Rosone. Pirotta fa il movimento, Rosone si accentra, scarica verso il numero 8 che prova il destro, altissimo, sopra la traversa. Giorgio, questi di che questo che ha preso Jack è un pallone che però non bisogna perdere. Che eravamo proiettati tutti in avanti. Abbiamo concesso questa ripartenza, si poteva evitare. Si era smarcato. Bravo Leo! Bravo, va bene! Dunque ci lasciano partire sempre da dietro
Tarantino. Sì, ci fanno giocare e poi ci prestano qui sul nostro regista e ci fanno tornare indietro. Ancora Gaglio per Amaya, è un po' fuori dal gioco oggi, Vittorio? Serio qui, cerca, bella questa palla percorso, chiude il numero 2. Che lancio di Jack di mezzo esterno. Sì, ogni tanto si illumina il nostro Jack. Dicevo, Amaya non tanto fuori dal gioco quanto poco servito forse, Giorgio. Stiamo servendo poco, stiamo andando poco per le vie centrali, stiamo sventagliando diciamo dal lato di Serio al lato di Lucera direttamente senza passare dal mezzo. Tanto Camiolo ancora la battuta. Quello là intanto segnala qualcosa, forse c'è stata un'espulsione. No, sì, c'è stata un'espulsione forse. Viene allontanato dalla panchina. Ma non capisco cosa è successo. Intanto Zappulla, qui lancio dall'altra parte, è sbagliato. C'era il guardaline che segnava qualcosa. Rimessa dal fondo. Continua a scaldarsi comunque Gabriele Rubino al di là di Gaglio che comunque si è ristabilito. Tanto Zappulla di testa. Tarantino va altissimo, non tocca nessuno, c'è corso, Camiolo. Forse può darsi che... Camiolo verso, attenzione, Amaya può liberarsi, Amaya verso Serio. Sbaglia il passaggio, poi cerca di proteggere questa rimessa laterale, lo fa, argentino. Dicevo Giorgio questo... Batte direttamente lui per Zappulla, Vittorio. Sì, vai. Dimmi Vittorio. Stavo dicendo Giorgio, questo perdurare del riscaldamento di Gabriele Rubino, visto che comunque Fabio Gaglio si è ristabilito, potrebbe farci pensare ad un possibile cambio modo di Filippo Gricci che potrebbe passare alla difesa a 3. Dietro a 3. Che ne pensi di questa lettura? Fuori gioco. No, Giovenco. Va a vedere Zappulla, è solo. Serio chiede palla. Cerca di partire e questa volta c'è il fallo. Il numero 11 il numero 11 del San Vito. Giovenco preferisce iniziare l'azione da dietro. Zappulla, lancio dove c'è Camiolo. Verso Lucera, sbaglia. Ancora Camiolo però intercetta la palla. Camiolo può entrare. Questo è fallo, sì, questo c'è. Perché il fallo c'è una trattenuta di Manfredi Di Giorgio. Di Giorgio. Sul nostro Camiolo. Già ammonito Manfredi Di Giorgio, però diciamo non c'erano gli estremi per un secondo giallo sinceramente. No. Dobbiamo essere sinceri e obiettivi. San Vito Lo Capo che da più di un anno adesso sta provando il salto di categoria, che non gli è riuscito, però diciamo se lo meriterebbe, speriamo l'anno prossimo, o speriamo comunque dai playoff, l'anno prossimo, sì. O anche dalla Coppa, perché ci sono diciamo varie... Comunque quest'anno c'è da dire che ci sono tantissime squadre. Bel campionato, sì, Bagheria, grandissimo campionato, Parma, girone A. Sì, parecchio difficile. Dall'altro lato c'è qualche squadra tipo il Carenze, tipo la Giardinellese, che comunque attenzione, parte calcio di Jack. punizione dove abbatte Serio. Questo è uno schema, bella palla per Lucera, non riesce a controllarla. Era bellissimo lo schema, Serio per Tarantino che ha imbucato subito Lucera non è riuscito ad agganciarla, ma si sarebbe trovato davanti al portiere. Dobbiamo attrezzarci con una stufa portatile perché qua si gela. Mancano ancora 11 minuti alla fine del primo tempo. Bravo Amaya qua a giocare per duro per Serio, la palla però viene anticipata da Serio. L'arbitro dice che si può con Serio, si può provare con il sinistro, traversa! Ma l'ha toccata però, l'ha toccata il portiere. Ed è calcio d'angolo.
serio, come abbiamo detto dall'inizio, Vittorio, lui dal nulla poi si accende, si inventa la giocata. Si sta forse fermando Rubino? Si sta forse fermando Rubino? Andiamo al calcio d'angolo. Ancora traversone insidioso, messo fuori, ancora calcio d'angolo per noi. Pierrotta, intercettato questo traversone di testa. Che è successo? C'è un'altra palla in campo. Scintille tra Fabio Gaglio e Romito Bulades, normali dibattiti di gioco, c'è un cartellino giallo però in mano all'arbitro, vediamo chi saranno ammoniti, mi sa, immagino tutte e due, Fabio Gaglio e Romito Bulades. L'arbitro, diciamo, taglia all'origine qualsiasi tipo di eventualità che la partita gli succa dalle mani e va ad ammonire, immagino sia Bulades che Fabio Gaglio. Vediamo se sarà così. Il giallo viene sventolato in faccia a giallo viene sventolato in faccia a Fabio Gaglio e Romito Bulades. L'avevamo preannunciato e così è. Guarda Giorgio, E questo era il rigore netto. allora, Questo era il rigore netto. dico secondo me c'è un abbraccio nettissimo di Bulades su Fabio Gaglio, ci sentiamo di poterci sbilanciare, c'è un abbraccio nettissimo di Bulades su Fabio Gaglio. Duro. Gaglio è rimasto avanti. Ma che mi punta mia Duro per serio. Lancio. sempre per correre. Ancora in mezzo verso la maglia. Palla intercettata. Arriva Giovenco salta l'uomo. Giovenco ancora in aria. Giovenco la mette dietro. Calcio d'angolo. Mi sa che il numero 3 non è. Mi sa che. Sì, no, il numero 3 è Bulades. Però forse non era il numero 3, Vittorio. Vabbè, l'ho visto male da Paolo. Chiedo scusa. Secondo noi era calcio di rigore, No, vabbè, dico adesso da qui è sempre lontano. È sembrato così, però. Poi lo vedremo, abbiamo la telecamera per poterlo rivedere a fine primo tempo e vi diremo di più all'inizio del secondo tempo, quindi state collegati che vi diremo di più su questo contatto. Battuto basso, il calcio d'angolo di Lucera. Palla di nuovo verso di lui, Lucera. Ancora fallo qui, brutto! E arriva ancora l'arbitro a destare il giallo per il numero. Giallo per il numero meritato 6. per il numero 6. Fallo. No, brutto no. Si accende la partita al Comunale Alicauli. A calcio di punizione a battere Serio o Lucera? Siamo al minuto 39, ancora non ci siamo congelati e questa è già una notizia, ma sarà punizione per noi. Dal lato corto dell'area di rigore va Jack Serio. Spiove la palla, no! Calcio d'angolo. Che occasione per Fabio Gaglio, Il Giorgio. giocatore del San Vito intercettato questo tiro diretto nello specchio della porta a pochi metri da parte del nostro capitano Fabio Gaglio. Calcio d'angolo, sempre Lucera, Raimondo Lucera l'ha battuto. Ancora Lucera, palla bassa, Pierrotta che era posizionato vicino al palo, la mette fuori. Qui non riesce a controllare Lucera, Pierrotta. Palla altissima dove c'è Rosone.
che Era dalla difficilissimo stoppare questa Caviola. La mette palla. fuori come può. Che sono veloci così! Bravo Giovenco qua. Arrivano gli applausi per Giovenco. Diciamo anche un retropassaggio può strappare applausi, Giorgio, la bellezza del calcio. Tanto ancora Zappulla, Fabio Gallio. Tarantino. Lunga verso la maglia, non può arrivarci. Ora messa fuori dal San Vito. Comunque in questi ultimi minuti abbiamo insistito di più. Sì, siamo cresciuti, diciamo che anche San Vito ha avuto le sue occasioni, però adesso siamo cresciuti e la bilancia pende a nostro favore in questo momento. Per quanto riguarda l'occasione Gallio su creata. Lucera. Sempre a rapidità, palla al piede di Raimondo Lucera che cambia il gioco, dove c'è Serio, si sovrappone Giovenco. Serio lo osserva con questo passaggio filtrato e Giovenco in mezzo dove non c'è nessuno. Peccato, che azione che era questa, Vittorio. Sì, e qui devo dire il giallo giusto per Raimondo Lucera che ha impedito una ripartenza, quindi giallo meritato per Raimondo Lucera. Giorgio, stavo dicendo una chiave di lettura per quanto riguarda la fascia destra rispetto a inizio stagione. Nelle ultime partite Giovenco forse si è tenuto un po' più legato alla difesa, si è lasciato andare poco. Lui non sgasa più come nelle prime eravamo giornate. abituati, vabbè, sarà anche un periodo, saranno diverse, sarà partita per partita, ovviamente questa è una partita tosta dove deve marcare Rosone e Bulates, quindi diciamo è anche giustificato Gabriele, però diciamo speriamo che Gabri torni a sgasare in più là davanti. Pirrotta la spizza nella terra di nessuno e il portiere la prende. Pirrotta che forse Possiamo ricominciare da dietro, sempre con Tarantino. Giorgio, fossi il tecnico del San Vito, metterei qualcuno più vicino a Pirrotta che potesse, diciamo, beneficiare del lavoro oscuro di Pirrotta. Qui non si intende con Serio, che poi la tocca con la punta per Giovenco. Zappulla è solo, chiede palla, arriva duro, mezzo a due, si destreggia, si accentra, palla al piede e scarica per Tarantino sulla corrente di sinistra, a cercare ancora Raimondo Lucera, si sovrappone Camiolo e qui fischia l'arbitro fuori gioco. C'è la mano alzata, da qui non possiamo giudicare. Ci fidiamo del guardalinee, Ci fidiamo. anche se non ha visto un rigore No, lampante. ora lo rivediamo, Giorgio, ora lo rivediamo e... Per me era netto, lo rivediamo. Non lo sì, dico a perché prima sono di no, parte, no, ma no, era netto. a prima impressione era netto, però tu sai che vogliamo rivederla, possiamo e dobbiamo rivederla. Rosone, ancora di testa la palla arriva a Polizzi e di nuovo per Tarantino. C'è da dire anche, Giorgio, che comunque di sbracciate in aria ce ne sono tante e diciamo forse il metodo arbitrale è quello di non fischiarle, però adesso la vogliamo rivedere. Camiolo percorso che cerca di passare in mezzo a due. Lucera. Forse Bravo qua di Giorgio. ancora di Giorgio per Rosone. Adesso Cardella, giusto Cardella numero 7. Sì. Rosone, attenzione, Rosone di sinistra ci prova. Questa è una buona ripartenza del San Vito. Va bene, gira. Buona. Zappulla ancora per Corso, Tarantino, lunga. Minuto 44, Giorgio Giorgio. con il numero 8, attenzione, qui può provarci con Di Giorgio. C'è Polizzi. Che sicurezza, Che Giuseppe Polizzi. Di Polizzi. E subito la dà Giovenco, che cerca di salire. Giovenco. Giorgio, il Palla per Zappulla. portiere di Serie D, La guarda. cambia di prima, bellissima questo cambio di gioco, però capisce tutto il numero 2. E può ripartire il Savito, lo capo nel contropiede, palla per Pierrotta. Sul lato di destra, chiude Tarantino. Stavo dicendo, Giorgio, che sia un portiere di Serie D, Polizzi, lo capisci da piccole cose, lo capisci che sta tutto il tempo a parlare, a guidare il pressing dei suoi, lo capisci che sale, diciamo, insieme alla squadra e si prende quei suoi 10 metri davanti all'area di rigore. Da piccole cose capisci che è un portiere di Serie D. Tanto ancora il giro palla dei nostri, Tarantino. Verso... forse cercava Maia. Qui Corso. Stava Ancora preso Maia, ancora per un Corso. gomito.
cambia gioco verso Jack Serio, c'è Bulades su di lui, attenzione! Attenzione, qui brutta caduta di Jack, da qui non riusciamo a vedere nulla. Perché nessuno comunque corre. Però si alza Jack. Pericolosissimo. È stato solo lo comunque, spavento. Anche questo muretto vicino alla linea di... Se non erro siamo arrivati al minuto 45. Sì, appena scoccato il 45esimo siamo nel recupero, vediamo se l'arbitro vorrà dare recupero o meno. In effetti non ci sono state grosse perdite di tempo, forse un minuto per il fortuna di Fabio Gaglio. Guardiamo l'arbitro attentamente, vediamo se alza. Tutta la palla lunga, Giovenco di testa, Pierrotta verso il Rosone. Bulades, Rosone in mezzo e qui. Che sicurezza Polizzi! È un portierone Giorgio, questo a fine campionato vale almeno 8 punti in più. Li sto sbilanciando, sono troppi. Io ti seguo. Tanto Gallo, tutto il tempo per rimpostare verso Lucera, che stavolta anticipa, ora Lucera. Attento Lucera perché è già ammonito. Attenzione, attenzione, Serio, palla per la maglia. La controlla. La mette in mezzo dove c'è Lucera, intercettato dal difensore. Peccato, era una buona occasione per i nostri. Dunque 2 minuti da adesso. Ha dato 2 minuti l'arbitro? Sì, sì. Ma da adesso ma eravamo già al 47. Era continuativo. Ah, ok. E la partita fosse 2 minuti prima il countdown. Tanto a corso in mezzo al campo comunque si Fa tanta legna. Quindi 2 minuti da adesso. Dobbiamo cercare di ricordarci adesso in che minuto è stata, diciamo, l'occasione del calcio di rigore presunto, che così la andiamo a rivedere. Dunque finisce qui il primo Ma era tempo giusto, dal Comunale di quindi, Piana dai. 0-0. L'arbitro fischia questa fine del primo tempo e Ci lascia andare a prendere un tè caldo. a prendere un tè caldo, quindi l'appuntamento è tra un quarto d'ora per la ripresa di questa comunque bella partita, con qualche occasione da gol. Bella e corretta aggiungerei. Bella e corretta, dopo.
Attacca zio. Come ti amaro e dai te? Zurigia. Dai, dammi il suo tempo. Dunque tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo. Ricordiamo il parziale 0-0. Una bella partita. Con occasioni da gol per il San Giorgio e forse 1-2 per il San Vito. Giorgio, ci siamo dimenticati di rivedere il rigore, vabbè. Pazienza. Tarantino intanto Camiolo. Non c'era ma palla intercettata dove c'è corso. Abito fischio e fallo. Oh Tarantino, Gagli. No scusate, Duro. Per Giovenco. Cerca con questo traversone corso, intercetta la difesa del San Vito che può ripartire. Tarantino, Camiolo, corso di prima. Quindi chiediamo di chiudere le finestre. Oh, ancora Duro. Camiolo. Ottima la palla per Amaya che la mette giù in qualche modo e la riapre su corso. Dietro per Tarantino facciamo un po' di giro palla con Fabio Galli. Lunga verso Amaya, attenzione, la mette giù Amaya. Il controllo dell'argentino. Benissimo. Tanto arriva subito il pressing dei nostri. Camiolo, Zappulla. Tarantino. Tarantino cerca, trova Camiolo, sempre Tarantino. Fabio Gaglio. Ancora per Tarantino, lunga in profondità. Dove si fa vedere sempre in mezzo tra le linee corso Lucera Che qua perde l'attimo, perde anche palla. Dunque calcio di punizione per il San Vito. Alla lunga verso Pierrotta che la mette giù. Pierrotta. Punge il freddo al comunale Alicauli. No, Polizia l'ha battuto. Chiama la palla Maia. Palla lunga verso Amaya di testa, la spizza per serio. C'è la chiusura di Bulades. Zappulla, Duro, finta. Serio fa viaggiare ancora Giovenco. Grosso in mezzo. L'avevamo chiamata questa discesa di Giovenco e ci ha accontentati. Vogliamo qualcosina in più. Palla difficile da mettere, ci è arrivato in corsa Giovenco, non ha trovato l'angolo per pressarla bene. La palla sfila direttamente sul fondo e sarà rimessa dal fondo per il San Vito locale. Mi chiamate, però. Un capo a te. Giorgio, vediamo se riesco a beccare l'occasione del rigore. Vorrei andarmela a rivedere. Se intorno al 30esimo, Vittorio. Ci proviamo. Zappulla piazza verso Campanile, Tarantino cerca di metterla giù dove c'è Lucero. Ancora Lucero in mezzo a tre.
0-0, che fa un paghiere che 0-0. 0-0. Ecco Giorgio, ci siamo, ce l'ho trovata, vediamo se riesco a vederla. Tanto qui ottima palla di duro percorso che cerca di cambiarla per Luciano. Giorgio, ti confermo l'impressione avuta dal vivo e secondo me lo prende, lo porta giù, lo affonda. Ma attenzione qua Giorgio, Tanto qui Giovenco ha sbagliato, Rosone entra in area, la mette in mezzo del calcio d'angolo. Una svirgolata di Giovenco. Giorgio, mi sento di confermarti rivedendola che è stato proprio affondato Fabio Gaglio. Tanto questo calcio d'angolo messo in mezzo, può ripartire il San Giorgio, palla per Serio, mezzo a 2, controlla, sbaglia lo scarico, intanto qui Bullades si avventa in avanti. Al 36esimo del primo tempo. Palla lunghissima. Quindi rimessa dal fondo. Secondo me ci saranno oggi un 3 gradi. Te lo dico subito. Sono 4, hai sbagliato di uno Giorgio. Andiamo a Tarantino. Clima da neve, ci manca un po' la neve qui a Piazza Manca del un po' da 5 anni, forse dal pre-Covid, dal 2019, può essere? Sì. Che da quando c'è stato il Covid non mi ricordo che ci sia stata. Tanto Camiolo percorso, c'è uno. Un piccolo fuori tema per la neve a Piana degli Albanesi. Si stanno riscaldando intanto Alessandro Scalisi e Porcelli. Cosa sta studiando il mister? Per Serio, impossibile questa palla. Tanto Amaya, non la controlla. Va in pressing, solitario, seguito da Luciano. Bravo Fede. Ci crede e chiude. Oh. Oh, anche ha preso 6 metri, ha preso. Tanto per lotta più si guadagna un calcio di punizione, perché questo fallo d'esperienza. Ancora Gaglio che intercetta corso di prima per Zappulla, la mette giù su Camiolo, palla su Lucera. Quella di Giorgio. La pressione alta dei Rossi con la maglia che la dà a Serio, si gira, fallo su di lui. Il numero 11, arriva il giallo. Il quarto ammonito per il San Vitolo Capo, dopo il 4, il 6 e il 3. Va a battere questa punizione Giovenco. Tarantino cerca Serio che la lascia per duro, non ci arriva. Un timido sole fa capolino al di là della Cumeta, del Monte Cumeta. No, non a piano.
il calcio d'angolo. Tanto l'arbitro dice che è calcio d'angolo. L'ultimo tocco secondo me era stato di Lucera qua. Solo addirittura Giorgio che non riscalda e ci ostacola la vista. A battere c'è Lucera. Amaya va per lo schema, riesce a metà. Lucera è così in mezzo a questo tocca, direttamente fuori. Di nuovo calcio d'angolo. Il nostro super Pino Clash, ricorda quanti palloni va a recuperare. Lucera direttamente fuori. Leo, le seconde, Leo! Il Camiolo la battuta della stessa laterale. Ora su Zappulla. Non mi sta, Alza la testa e cerca di cambiare il gioco dove c'è Bulades. mi sta entusiasmando Zappulla in regia, Giorgio. Alessio! Tanto Pirrotta, qui cerca Rosone. Bravissimo, Gaglio riesce a chiudere. Tanto ancora palla lunghissima verso Rosone. Gaglio chiude ed è fuori gioco. Si scalda con veemenza Alessandro Scalifi. Tanto Polizzi verso Lucera. Lascia ribalzare il numero 2 Lucera qui. Non c'è nulla. Ora di Giorgio sempre per il numero 2, arriva corso in pressione, arriva duro, chiude. Arbitro, svegliati, arbitro! Dai Ale! Oh, Giovenco perde il Camiolo. Di Giorgio. Bella squadra il San Vito, Giorgio, confermo. Fuori gioco di Perrotta qui, attenzione, si scalda la partita. Si era liberato Pirrotta davanti al nostro portiere, per fortuna era partito prima, qualche secondo prima, ed è fuori gioco. Fuori gioco a battere Tarantino, corso. Tarantino per Fabio Gaglio. La gira dove c'è sempre Gabriele Giovenco, corso. Tanto Polizzi, il portiere che chiama il posizionamento dei propri compagni direttamente dalla sua area di porta. E guarda dov'è adesso Giorgio, a centrocampo. Tanto serio, in mezzo a 3, si gira. Zappulla. Tarantino. Cerca di sbaglia il passaggio.
Pochissimo, Ale. E cambio! Ancora il pressing. Vittorio, andiamo a pressare alti. Amaya. Di tenerlo. Alla spazzata. Ora c'è Amaya. Camioto, Zappulla. Palla su Duro. Giovenco. Palla Zappulla, Duro. Qui non si capisce con Giovenco. Zappulla qua bene, cambia campo verso Lucera. Bravissimo qua il numero 2 a intercettare questa palla che era indirizzata a Lucera. Insomma un po' di confusione in questi minuti, Vittorio. Siamo al 61esimo. Molto serio, quindi prima per Duro. Sull'out di destra, Duro. La porta fuori. Tanto salutiamo la nostra giornalista d'ordinanza Francesca che ci sta seguendo da YouTube. Amaya ancora a nuotare in mezzo al campo, poi chiude Di Giorgio. Cardella la protegge, sempre Di Giorgio. No. Ma si guadagna un fallo che probabilmente non c'era. Perché ci sta questi piccoli palletti, ogni tanto vengono fischiati, ogni tanto meno. Ci può stare. Si lamentano giustamente i nostri, però ogni tanto succede da questo lato, ogni tanto dall'altro. Prova a battere il numero 5. Punizione pericolosa per il San Vitolo Capo. La battuta in mezzo, Spiovenari, chiude ancora chi? Fabio Galli. Sì. Bulades qui ci prova, palla altissima, rimessa laterale per il San Giorgio. Si riscaldano ancora Alessandro Scalisi e Porcelli. Tanto le altre squadre, Vittorio, lo sappiamo. Sì, adesso le vado a prendere e vi do i risultati. E allora Giorgio, tutto è iniziato alle 15, Bagheria 0-0 in casa col Giardinello, risultato un po' a sorpresa, bisogna vedere se è confermato. Il Casteltermini Camarat 1-1, il Gemini vince 2-0 contro l'Alcamo, il Carenze e Empedoclina, un altro risultato a sorpresa al momento 1-1. Marsala Cussa, attenzione Giorgio, Ti lascia la prima maglia per Lucera, splendido il controllo dell'attaccante Lucera, sinistro. Chiude il tutto sia la difesa che il portiere. Peccato Giorgio, qua potevamo fare un po' di più perché eravamo scappati in ripartenza. Ottima la giocata di Amaya, Sì, assolutamente. protezione di palla e il lancio verso Lucera. Giorgio, ti stavo finendo i risultati, altri risultati a sorpresa, Marsalacus Palermo 0-1 e molla un po' la Parma perché sta perdendo 2-0 a Partirico.
Parmo che sembrava l'antagonista numero 1. Attenzione qui il saldo su Giovenco. L'arbitro dice di no invece. Addirittura il fallo è per il San Vito. È un coglione, arbitro! Fallo contra! Testa di cazzo! Tanto sventola un giallo Per chi? Lo so, si è fatta ammonire. Per Rosone. a Rosone. Ringraziamo gli amici di San Vito per la collaborazione. È stato ammonito il numero 10 del San Vito Lo Capo. Gran bel giocatore il numero 10, lo so. Giorgio, una partita da tripla adesso, può succedere la qualsiasi. Giorgio. Ora scambia con il numero 8. Tarantino riesce a chiudere ancora Cardella di Biagaglio di testa. Dove c'è Amaia e sbaglia il tocco per Lucero. Esce il San Vito. Tarantino chiude. Molto più rotta, qui c'è il traversone in mezzo, Giovenco copre, salta con un sombrero, il numero 8 e può ripartire il San Giorgio. Con il Giovenco, palla al piede. Fa vedere duro verso duro e dall'altra parte per Lucero. Va bene. Errore qua di Duro, Giorgio, perché potevamo sfruttarla meglio questa ripartenza. Duro si è fatto prendere la mano e ha lanciato questa palla fuori mano per Lucera. Poteva fare un po' meglio qua in assistenza. Duro. C'è il primo cambio, intanto c'è Zappulla, te lo stavo dicendo che non mi era piaciuto. Entra un orgoglio al Brescia, Alessandro Scalisi, l'anno scorso 20 gol con gli allievi. Entra Alessandro Scalisi. Quindi Serio scende al centrocampo, Vittorio, nei 3 di centrocampo. Sì, Scalisi va avanti, va a fare il regista Serio, o la mezzala, comunque vedo Duro in questo momento e mezzo, poco conto in questo momento perché c'è un rilancio, poi vedremo come si metteranno. Scavalcare. La si chiama Scalisi scavalcare. Intanto Di Giorgi di testa verso Pirrotta, sono in due, ancora Duro a pressare Cardella, pure corso e l'abito fischia il fallo. C'è da sottolineare la grande fiducia del mister verso questo 2006 Alessandro Scalisi. Tanto ancora Giovenco a chiudere, arriva Galli. Reda! Ma domani pari tu o Belmonte? Domani pari tu o Belmonte? Chi para domani? Domani vedi. Si apre per Camion. Sale palla per Lucera. La controlla, Lucera. Tarantino, Jack Series. Palla verso Lucera, fino alla controlla. Rimessa laterale per il San Vito. Tutto 70, Giorgio, 20 minuti alla fine. In questi 20 minuti può succedere di tutto. 20 minuti da tripla.
calcio numero 5. Che era già ammonito. Che era già ammonito sotto la doccia in anticipo. Giorgio, il gomito era leggermente largo sinceramente, tu come l'hai vista, obiettivamente? Forse eccessivo il secondo giallo, non lo so, Vittorio. Il gomito largo c'era, che poi il secondo giallo può risultare eccessivo, ci può stare anche. Il arbitro era lì più vicino di noi, visto l'azione. Non lo so Giorgio, non me la sento di sbilanciarmi su questo rosso, tu lo sai, noi siamo sempre più sportivi possibili, il gomito largo c'era, non so se valeva il secondo giallo, però la decisione dell'arbitro è stata questa. Da dire che oggi l'arbitro è dal cartellino facile. Oggi sì, è un arbitro dal cartellino facile abbastanza. Tanto si prepara il calcio di punizione Jack Serio, Vittorio. Da sportivo non c'è. No, non lo so, dico, non ci sentiamo di sbilanciarci, No, il gomito leggermente l'ha alzato, però non ci sentiamo né di dare Tanto serio ragione la né di dare battuta, torto Vittorio. all'arbitro. Sì, vai Jack Serio sulla palla. Un po' di vento. Jack, sì. Oggi non in giornata, chi lo sa, però ancora. Controbarriera dei nostri con Amaya e Corso a disturbare il portiere. Tanto serio. Tutto pronto. Si aspetta il fischio dell'arbitro. Parte serio. La battuta deviata. Oggi Jack non riesce a tirare fuori il coniglio dal cilindro, però ci sta. Ciarufriddu. Palla lunga. Di testa, palla per serio, serio. C'è la tiro numero 2. E Bulades alza questo campanile altissimo. Dove si impegna a Corso, che la mette giù ma c'è il piede rotto. Proprio rotto. Servito si schiera con un 4-4-1. Un uomo in meno. Con Pirrotta, unico Bali in attacco. Allora duro. Giovenco, quando siamo al minuto 73. Ma sbaglia Giovenco. Cardella. Arriva Corso. In anticipo c'è il fallo di Cardella. L'arbitro lascia continuare per il vantaggio. Lucera qui in mezzo a 3. Lucera. Amaya, qui fallo di mano. Che calcio di punizione. Sei stato via, è giù. Scalisi! Te portiere! Alla battuta serio e Raimondo Lucera. Avvicina la palla! Tanto Lucera il destro a giro alto. Niente di che sta punizione sinceramente Giorgio, niente di che. Lancio lungo
verso Pirrotta, era di destra, Giovenco era solo, forse poteva metterla giù, palla verso Amaya, cerca di spizzarla, ancora Bulates. Adesso fallo al contrario, l'arbitro diciamo negli ultimi 10 minuti ha perso un po' forse in mano la partita. Sì, ma ha perso la partita. Di mano la partita. Non ha più la partita in pugno e pensando che comunque oggi al comunale non c'è, ovviamente per quello che abbiamo detto all'inizio gara, non c'è il tifo, Sì. non c'è la spinta. Sì, oggi purtroppo È un ambiente abbastanza tranquillo. per la tragedia che ha colpito la comunità, purtroppo oggi c'è silenzio dei nostri tifosi, silenzio giusto, silenzio dovuto. Tanto fallo su duro. Palla lunga verso Amaya. Serio sulla seconda palla ci arriva, la mette giù e apre tutto per Tarantino. Tarantino per Scalisi. Con il controllo Scalisi. Tira ancora Di Giorgio. Apre ancora verso Bulates, arriva Giovenco. Giovenco dite a tutti di andare in aria, cercherà la palla lunga. Sale Fabio Gali a spizzarla. Alessio! Cosimo, vieni, Cosimo! Tira Jack. Ci prova, serio, palla alta. Siamo al minuto 77. Mancano 13 minuti più eventuale recupero che ci sarà. La palla lunga verso Pirrotta, Caglio di testa. Ha morito Pozzo. Sesto mezzo di giudizio dell'episodio del seconda giallo del numero 5. Bocci, stai largo, Bocci! Non c'è niente se sta assieme. Mi sta affrando buono. Allora palla. Oggi c'è freddo, temperatura È il vento che ti affascina, perché se c'era solo freddo. Ma no, vento è vento. Non facciamo da andare all'uosso. No, oggi proprio oggi è brutta. Però dico, non mi immaginate che l'altra volta sia meglio, sempre freddo. E qua Caglio, diciamo un'attrazione da dietro con duro, Tarantino. Camiolo. Tu c'era 1-2, Camiolo. Chiude ancora il numero 4 di Giorgi con fuori finta. Giorgio. Di Giorgio. Mi scappa una palla nei bracci così. Si scanda, Scaldano ancora intanto mezza panchina del San Giorgio, ma è pronto ad entrare Fabrizio Montoro per corso. Esce corso ed entra Montoro. Alberto Fabrizio. Mi sembra Alberto, i due gemelli, mi sembra Alberto. Grande giocatore Alberto Montoro. Sfortunato con gli infortuni, da 2 anni che si rompe il ginocchio. E oggi anche giustamente il Zambita aspetta nella propria metà campo. Tarantino, lunga per la maglia. Prima duro per Montoro, Montoro. Non c'è nulla, giustamente si è parlato, allora Caglio Lucera contro uno, Lucera la mette in mezzo ed è calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Peccato Giorgio anche qui, sia con Alberto Montoro prima che con Lucera poi poteva fare qualcosa in più nell'ultimo passaggio.
peccato queste due occasioni, Giorgio, ravvicinate. Potevo fare qualcosa in più nell'ultimo passaggio. Poteva fare qualcosa di più. Sì, un cambio per il San Vito. Adesso poteva darla al rimorchio, fuori aria questa palla. Esce Pirrotta. Esce Pirrotta? Dentro il numero 18. 16. Come? Numero 16 mi pare di aver visto, Giorgio. Sì, confermo, il numero 16. Deciso Alessio! Deciso! No, non c'era la battuta. Messa in mezzo. Ancora calcio d'angolo. Occhio Facu! Però non c'era. Sempre bassa. Sempre calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo consecutivo per i nostri che adesso alzano la pressione. Jack va a battere lui. Va bene! Bevatoro! Tanto la scambiano, è ancora serio. Cerca il destro! Palla fuori di poco. Palla fuori di poco di Jack Serio. Era Vincenzo sta palla. Era Vincenzo sta palla. Sono ancora lunghissima. Montoro. Ora qui Montoro bravissimo. Recuperare questa palla, poi c'è anche il cambio gioco verso Serio. Vades. Bravo Alberto Montoro che No! Ma dov'era questo fallo? Dov'era? Niente, è confuso l'arbitro che si decide da una parte dall'altra. Che è un pallone picchio. È confuso, l'arbitro è confuso da una parte e dall'altra, negli ultimi 10 minuti ha fischiato qualcosa che non doveva fischiare e non ha fischiato qualcosa che poteva fischiare. Però per entrambe le squadre. Sì. Giovenco lungo, attenzione se passa sta palla. C'è il tu dell'8. Poi arriva Montoro. È entrato benissimo Alberto. Palla su Lucera. Splendida la palla di Montoro per Lucera. Sullato di sinistra, Lucera punta. Entra in aria, dribbling. Forse di troppo. Forse, attenzione, qui c'è Montoro a terra. Tarantino per Scalisi. L'arbitro fuori gioco, il cavolo è fuori gioco. Intanto qui c'è il fallo. C'è il giallo anche per il numero 7. Tanto l'altro cambio del città di San Vito. Pronto il numero 17? Sì, il numero 17 per... Va giù il numero 10 Rosone e uscirà lui. Giustamente adesso il San Vito si accontenta del pari. Ed è normale, una leggera perdita di tempo dei ragazzi trapanesi. Ci sta e fa parte del gioco. Giorgio, intanto qua segnalano sempre Bagheria 0-0. Non so quanto sia attendibile. Addirittura la Palma va a perdere 3-0 a Partinico. In questo caso sarebbero comunque anche un pareggio, sarebbe buono se il Bagheria non vince. La Palma va al mollone. Già arriva a chiudere. Poi mi fanno il Cariotto nella pagina. Vamos, Ivo! 4-4-1! Ma siete mezzi! Comunque si riprende a giocare. Quando siamo arrivati al minuto
85. Sempre 0-0, ricordiamo che si è vinto in 10 per una doppia munizione. E ora il San Giorgio che cerca di imbastire Vittorio, di imbastire azioni d'attacco per cercare. Sta ringhiando Montoro lì in mezzo al campo, Giorgio. Vai Alessio. Bravo qua, Serio, possiamo ripartire, Giorgio, il contropiede, Serio, per Lucera. Ci arriva Raimondo. Sarà l'uno contro uno intercettato. E ora Camiolo. E qua l'arbitro adesso non sta rischiando più niente, sta fischiando tutto. Va bene, Qualsiasi. così. Minuto 86, 4 minuti più il recupero al termine. 0-0. C'è ancora vita al Comunale. Ora Gaglio. Bravo Alessandro Scalesi. Si può intercettare, però arriva ancora il numero 6 a chiudere, rimessa laterale, quindi ci portiamo in avanti. Bravo qua Scalesi a spezzicare per Jack Serio. Gaglio che sale, Tarantino idem. E chi rimane dietro? Chi rimane dietro? Montoro e Camiolo. Tutti dentro l'area, Giorgio. Giovenco con la battuta. Buca con le mani. Mette fuori Di Giorgio. Arriva la palla per Tarantino con la spizza. Malissimo. La Ci può svirgola. stare, Giorgio, non era una palla facile. Tanto un altro cambio nelle nostre file. Entra l'Abate forse. L'Abate per Camiolo, Giorgio. Esce Camiolo, sì. Entra con 1-20. Abate. In propensione. Vediamo se l'Abate, Offensivo. vedi, sì, Rosario l'Abate, un attaccante. Difesa a 3 adesso. Giovenco. La mette giù. Palla per Ramaia. La gira per Lucera. Quello Lucera, sempre uno contro uno. Punta, la mette in mezzo, traversone, si spegne fuori. Una deviazione Deviazione. che non avevo visto. No, angolo. Si è sentito. Quindi calcio da Si è sentito il tocco. Giorgio, non siamo stati capaci di ben sfruttarli questi calci d'angolo, oggi ne abbiamo avuto tantissimi, almeno una dozzina, non siamo stati capaci però di sfruttarne neanche uno. Bella palla di Lucera. con i pugni il portiere. Avanti, avanti! Alessio, porti tu, lei, avanti, lei! E dove sei tu? Non ci arriva, Ale, non ci arriva, Ale! Giovenco, Amaia. Sta cercando di spizzare la palla, di messa fuori. Tarantino la lascia ribalzare, attenzione. Vai, Galvaio! Giovenco di testa. Quindi tutti i problemi che potevano. Bravo Giovenco, bravo anche duro. Duro, serio. Bella palla di Serio per Lucera, col mirino Jack Serio. Non c'era più, cerca l'uno contro uno. Giorgio, avrei fatto una cosa, gli avrei messo Lucera a destra.
Che qua il 2 lo sta marcando abbastanza bene. Ci avrei provato a mettere Lucera a destra. Soprattutto da quando sei andato a Fatto 4 minuti di recupero, Vittorio. 4 da 4 ora. minuti di recupero. Ancora 4 minuti di gelo qui al Comunale Alicavoli. Palla lunghissima, Tarantino di testa, ancora di Giorgio. Mani, mani, mani! Gaglio. Giovenco. Montoro. Bravi qua i ragazzi a fraseggiare. Palla per serio. Cerchiamo di ripartire con Jack. Toto, dai una mano qua, Toti! Verso a barra. Oh, Salvatore! Toto, dai una mano qua! Vieni, stretto! Stretto! Adesso tutta serio. Adesso la mette fuori serio. La recupera. Fallo per noi, è un'occasione buona, Giorgio. Quindi un calcio di punizione. Salgono tutte le torri. La morte del team Chiama Teragnani. No, generalmente le chiede sta fuori. battere serio. Faccia al limite! Toto, vieni al limite, Toto! Fuori numero 2. Sempre la marcatura, guarda! Sempre la marcatura, guarda! Vai tu! Alessio! Ci arrivano tanti palloni. I nostri hanno fretta, Giorgio. Giovenco. Mancano ancora 2 minuti. Dai, occhio qua! Gaglio la spizza. Rimane di mezzo, ancora Gaglio, tenta il destro, ancora Gaglio, la palla rimane lì. Tarantino ci prova, arriva Amaia! Da solo Amaia. Da solo Amaia. Quando siamo al 93esimo minuto. Tu ma chi c'è il Burgio? Oh, tu ma chi c'è il Burgio? Ma il leone cariotto. Ma un po' è questa che ne batte. Salvatore, vieni! Giorgio, occasione incredibile per il San Giorgio Piano. Quando Tarantino qui arriva il pressing, Polizzi. Glaciale Polizzi. Vai, vai, vai! È finita Gio, 0-0, Comunale Alicavoli. Sono scaduti anche i 4 minuti di recupero. La palla lunga ancora di Bolades. Ma l'arbitro fischia fallo. Ho detto no. Giorgio alla fine di questa calciata di punizione dovrebbe fischiare alla fine perché i 4 minuti sono già scaduti. Giustamente la fa giocare questa. Ago! Occhio qua! Non ci voleva questa occasione adesso per il San Vito all'ultimo minuto. Fischia l'arbitro, parte questo calcio lo spiovente in mezzo, verso fuori. E l'arbitro fischia alla fine, dunque finisce qui con un
freddo polare dal canale albanesi. Finisce la partita 0-0. 0 gradi e 0 San gol. Vito. Grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha seguito. Linea alla prossima. Ringraziamo Giorgio Virga per la voce, ringraziamo Vittorio. Peppe Zito per la telecamera. Ci vediamo alla prossima.